Dal punto di vista calcistico sono due le notizie che oggi riguardano direttamente l'ambiente bianco-azzurro. La prima notizia, sicuramente più importante e incoraggiante per il prosieguo del campionato, interessa il portiere dell'Olimpica Akragas tra i pali domenica a Balestrate. Parliamo di Antonino Traina, classe 89, già apprezzato dalla tifoseria cracantina e delle città dove ha giocato, tra cui Aragona e San Giovanni Gemini. Traina ha vinto il torneo di eccellenza con allenatore Roberto Boscaglia. Come dicevamo, a Balestrate il portiere biancoazzurro si è messo in mostra riscuotendo gli applausi dei tifosi. Un elemento positivo in vista dell'incontro con il Vallelunca in programma domenica all'Esseneto, con i tifosi agrigentini che finalmente potranno vedere giocare la squadra tra le mura di casa senza più l'odiato esilio della scorsa stagione. E passiamo al calcio non giocato per parlare proprio dello stadio Esseneto, che è tornato al comune dopo la revoca della concessione, conseguenza della triste storia che ha accompagnato l'Akragas nell'ultimo anno fino a quasi scomparire per le note vicende societarie. Tutto ruota attorno alle famose torri per illuminare l'Esseneto. La convenzione con il comune, lo ricordiamo, prevedeva espressamente la realizzazione dell'impianto, cosa non avvenuta purtroppo con tutte le conseguenze che l'ambiente bianco-azzurro ha dovuto sopportare. Adesso però gli occhi sono puntati sulla nuova società e sul nuovo tecnico che sta gestendo in maniera brillante i ragazzi.